Idee, risorse, energie, obiettivi. Condividiamo per crescere insieme. Tutto questo è Community FVG. In questa puntata andremo alla scoperta di la cooperativa Pocenia Biogas. Colloquio con Mario Ambrosi. Capire l'economia, parliamo della carta prepagata. La cantina di Rauscedo premiata in Germania. La cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare. E ora iniziamo. Pocenia Biogas è nata nel 2009, abbiamo costituito la cooperativa. Perché cooperativa? Perché le nostre aziende già quella volta facevano di tutto, facevano allevamento, facevano conto terzi, caricavano polli, c'erano qualche pezzo di frutteto ed eravamo abituati i seminativi a consegnarli alla Cerealicola Vieris come granella, dove i prezzi sono andati più bassi, che più bassi di così non si può. E allora noi ci siamo guardati attorno, c'erano questa possibilità del biogas, e abbiamo cominciato a guardare altri impianti, ci siamo trovati un gruppo di amici, perché eravamo già amici anche prima, e abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa magari di grande. Dove è stata la molla che ha fatto scattare biogas? Quando è venuto qua un damerino ben vestito, incravatato dal Piemonte e ha detto voi mettete gli ettari che noi mettiamo i soldi. Poi torniamo mezzadri. E allora abbiamo cominciato a guardarci in giro. Abbiamo visto subito che gli ettari per alimentarlo c'erano, che non si andava a falsare il mercato degli affitti, non andavamo a scapito delle nostre stalle che comunque sono rimaste nel paese, e allora abbiamo deciso di partire. La prima cosa che abbiamo fatto, ci siamo chiesti gli ettari se sono liberi, siamo andati in banca per i finanziamenti, dopo fatta naturalmente la cooperativa col notaio, è stata avviata la concessione edilizia, la conferenza di servizi che nessuno sapeva che cos'era, un iter abbastanza lungo, è circa 2 anni, perché prima una piccola variante e poi la conferenza di servizi, e comunque siamo arrivati in fondo. Contenti anche perché nel nostro paese non abbiamo mai avuto comitati contrari eccetera, anche perché abbiamo sempre partecipato alla vita del paese, sì, non siamo contadini di quelli estranei, e quindi noi non abbiamo avuto nessun problema, anche se l'iter è stato lungo, e siamo arrivati in fondo. In crescita del 6,4% il fatturato del comparto cooperativo, arrivato a 960 milioni di euro per le 632 cooperative aderenti a Confcooperative Friuli Venezia Giulia. Stabile invece l'andamento dell'occupazione. Crescono in particolare dell'8,3% le cooperative della filiera agroalimentare, che con 498 milioni di euro rappresentano il 52% del fatturato cooperativo.
e crescono significativamente anche le cooperative sociali del 7,5%. Sono 6 inoltre le cooperative oltre i 50 milioni di euro di fatturato. Prosegue la stagione teatrale dell'ERT, 21 distinte stagioni in altrettante località di tutto il Friuli Venezia Giulia. Gli eventi sono realizzati grazie anche al sostegno delle BCC del Friuli Venezia Giulia. A tutti i soci BCC è riservata la riduzione sui prezzi dei biglietti e degli abbonamenti. Per avere diritto alla riduzione è necessario presentare la carta socio. Tutte le stagioni possono essere consultate sul sito www.ertfvg.it. La cantina Rauscedo ha fatto incetta di premi alla manifestazione Mundus Vini, importante concorso enologico che si tiene in Germania, ed è oggi uno dei più importanti a livello internazionale. Medaglia d'oro per il Traminer aromatico e il refosco del peduncolo rosso di Rauscedo. Medaglia d'argento per il Villa Manin classico. Soddisfazione del presidente della cantina Fulvio Lovisa dopo il premio ricevuto lo scorso anno, un'altra medaglia d'oro al concorso mondiale del Sauvignon a Bordeaux. L'impianto è stato scelto dopo aver visto anche qualche altro impianto, ditte che giravano ce n'erano tante, abbiamo scelto quella che parlava italiano perché tutti parlavano tedesco e ci siamo fidati di una ditta di Pordenone che è la Yes Biogas, che si è rivelata all'altezza perché noi riteniamo che il nostro sia un impianto facile da gestire per la sua ampiezza, per i digestori grandi. Poi parliamo di quello che ci vuole per alimentare l'impianto. Per alimentare l'impianto ci vogliono 250 ettari. Come li coltiviamo? Noi coltiviamo asilo mais, coltiviamo asilo di triticale, asilo di sorgo in secondo raccolto. E l'alimentazione dell'impianto. Cosa mangia l'impianto ogni giorno? Allora l'impianto mangia 300 quintali di silo mais, 100 quintali di silo di triticale, 40 quintali di lettiera di pollo, perché noi abbiamo il socio che ci fornisce la lettiera di pollo, e 20 quintali di liquame di vacca, perché abbiamo il socio che ci conferisce il liquame di vacca. La lettiera di pollo, faccio un inciso, il suo substrato non è di truccioli, ma è di miscanto e di paglia, quindi non 100% digeribile, ma quasi nel nostro impianto. I nostri batteri attaccano anche quel prodotto lì. Questo mix è un mix facile da gestire, la biologia dentro nell'impianto non cambia mai. Da quando siamo partiti abbiamo il biologo, naturalmente, che viene qua regolarmente, però la biologia è sempre andata bene. Noi abbiamo gli ettari sufficienti, produciamo il 100% dei prodotti e quindi abbiamo anche il 100% della mutualità. Possiamo dire anche che abbiamo la manodopera, le macchine, tutta l'attrezzatura per consegnare, per conferire la biomassa. Facciamo tutto in casa, non usiamo il terzismo. Non usiamo i contoterzi. Il nostro impianto è un impianto da 1 megawattora, produciamo 8.700 ore all'anno e sono tante, non sono poche. Questo traguardo lo raggiungiamo anche perché abbiamo l'assistenza sia dalla parte del motore cogeneratore sia l'assistenza biologica nella parte dell'impianto. Una parte importante è il digestato. Noi con il digestato intanto andiamo a risparmiare il 50% di concimi a oggi, perché una gestione accurata del digestato permette veramente un grande risparmio, oltre a portare sostanza organica nei suoli, che è una cosa ben fatta. Il digestato viene utilizzato bene anche con i doppi raccolti, perché se una volta lasciavi il terreno nudo, oggi fai il doppio raccolto, che tanto il terreno è ricco e da mangiare ce n'è. Essendo sempre coperto dal primo o dal secondo raccolto,
c'è un carico di CO2 trasmesso e immagazzinato nel terreno che è sicuramente di più di quello della CO2 che noi produciamo, e quindi lì inizia il giro virtuoso dell'impianto a biogas. Oggi scopriremo cos'è e come funziona una carta prepagata. Una carta prepagata è uno strumento di pagamento che può essere utilizzata anche senza conto corrente. Infatti, l'importo speso o ricaricato deve essere preventivamente versato dal titolare sulla carta. Tutti gli importi vengono sottratti in tempo reale dalla disponibilità della carta al momento dell'effettuazione delle operazioni. La carta prepagata è uno strumento particolarmente indicato per coloro che vogliono gestire le proprie spese, gestendo di volta in volta un ammontare di denaro predefinito. È molto diffusa tra i giovani ed è particolarmente indicata per gli acquisti online e per i viaggi. La carta prepagata può avere un costo iniziale di attivazione, dopodiché può essere ricaricata dell'importo che si desidera e quando si vuole. Possono essere previsti dei limiti massimi di importo caricabile. La carta prepagata può essere anche ricaricata a distanza presso gli sportelli automatici ATM. Per il suo utilizzo è necessaria la digitazione di un codice PIN e per richiedere una carta prepagata basta recarsi presso lo sportello di una banca emittente, presentare un documento d'identità e versare l'importo che si desidera, che è immediatamente disponibile. Salve a tutti, oggi parliamo di un tema importante, la formazione degli operatori bancari che ci danno la garanzia per la qualità del loro servizio, e ne parliamo con Mario Ambrosi, presidente dell'EFPA, che si trovava proprio qui alla sede delle BCC per rilasciare i certificati a una decina di operatori che hanno appena concluso la formazione. Ecco che cosa ci ha raccontato. Presidente Ambrosi, iniziamo intanto raccontando che cos'è l'EFPA. L'EFPA è un ente di certificazione che in 11 paesi europei definisce gli standard qualitativi e di formazione comuni per tutta Europa. Attualmente ha 25.000 certificati che sono suddivisi su 4 livelli di certificazione. Si parte con quelli di base che sono l'EIA e l'EIP, per poi passare all'EFA, che è quello già molto completo, che è uno standard diciamo di base in tutta Europa, e poi l'EFP, che è lo standard più importante. Ecco, esattamente l'EFA, di cui anche le BCC stanno lavorando molto per formare i propri consulenti. Che cos'è esattamente? European Financial Advisor è lo standard più completo che attualmente possiamo avere a livello di offerta di consulenza. Chi oggi desidera avere questo tipo di certificazione ha già gli standard più completi, non solo perché sono richiesti dalla normativa, ma anche perché sono quelli che gli servono per avere un approccio migliore con i propri clienti. Ecco, questo mi interessava approfondire. Qual è l'utilità, l'importanza di avere una persona o del personale certificato EFA all'interno della banca, in particolare di una banca di credito cooperativo, anche per il cliente? Allora, il cliente, che sappiamo essere storicamente in Italia poco avvezzo alle conoscenze in termini economici e finanziari, si è sempre affidato al personale bancario, soprattutto bancario o consulenti finanziari, per definire i propri standard di investimento.
Oggi però il consulente che desidera essere di supporto al cliente non solo sotto l'aspetto prettamente finanziario, ma anche seguirlo in altri ambiti, per esempio assicurativo piuttosto che previdenziale, piuttosto che immobiliare, deve avere conoscenze più complete. Oggi con questa certificazione lui certifica e acquisisce le conoscenze che gli permettono di rispondere al cliente in maniera completa ed esaustiva su tutte le sue richieste. Di recente ci sono state fatte anche delle modifiche legislative che riguardano le figure di cui abbiamo parlato, oppure andiamo avanti come abbiamo fatto negli anni scorsi? Sì, naturalmente l'entrata in vigore della MiFID 2 è proprio l'aspetto che ha caratterizzato questo inizio del 2018 e che prevede, per quanto riguarda l'offerta il personale che offre consulenze in banca piuttosto che con i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, il mantenimento e la certificazione di standard formativi che prima non erano richiesti. Di conseguenza oggi possiamo dire che chi offre una certificazione è già MiFID compliant. Presidente Ambrosi, il credito cooperativo da sempre è impegnato nella formazione del proprio personale e ha accolto ben volentieri anche l'approfondimento per quanto riguarda l'EFA. Ecco, secondo lei queste banche di territorio hanno utilità a continuare su questa strada? Beh, credo che proprio da quello che ha detto lei, dalla vocazione di essere banche del territorio, parta questo desiderio di dare una risposta al territorio in una maniera più qualificata rispetto magari ad altri istituti nazionali che fanno scelte di altro tipo per motivazioni centralizzate diverse. Devo dire che dall'esperienza di EFPA non solo le BCC del Friuli stanno facendo scelte formative per il loro personale che coinvolgono EFPA, ma molte altre federazioni piuttosto che grosse BCC in Italia continuano a fare questo tipo di scelte. Credo che la formazione sia la risposta migliore che possiamo dare a un nostro cliente sul territorio, perché poi il cliente è vero che ci può chiedere qualsiasi cosa in riferimento a tutti questi aspetti di novità che riguardano la tecnologia che stiamo vivendo nel nostro periodo, ma avere di fronte una persona preparata che già li conosce e dà le risposte adatte al cliente, e questo fa la differenza in tutti i casi. Quindi la certificazione sì, ma perché presuppone una formazione di base completa. Ecco qual è la risposta, e le banche di credito cooperativo, che da sempre hanno fatto della loro presenza sul territorio il loro punto pregnante nell'attività con i clienti, credo lo stiano interpretando nella maniera migliore. La cooperativa pescatori San Vito è nata nel dopoguerra, è nata per motivi sociali, no? Perché c'erano tanti pescatori, c'era produzione di pesce, ma non sapevano cosa fare del pesce, non c'era commercio. Allora è nata questa cooperativa dove allora e attualmente vende il prodotto dei pescatori. La cooperativa pescatori attualmente ha attorno ai 200-210 soci. Ci sono i pescatori che pescano in laguna, una cinquantina, sessantina, e gli altri 140-150 pescano in mare. In laguna con le reti da posta fisse e mobili, dove si va a pescare un po' di anguille, un po' di frittura, le anguelle chiamate così, i gamberetti, un po' di passere, un po' di soglie, un po' di granchi, mazzanette, le molecche, e in mare tutto il resto, diciamo, dalle canocce alle seppie, ai cefali, a branzini, a laurate, ecco, dove poi anche il mare si divide tra la pesca, diciamo, sostenibile, quella con reti da posta, e quella un po' più in alto mare con lo strascico.
soci della cooperativa hanno l'obbligo di conferire tutto in cooperativa, dove la cooperativa ha la gestione del mercato ittico che è comunale. Quindi il socio arriva a terra, sbarca, scarica, porta al mercato. Al mercato, come vedete, c'è un nostro dipendente, un nostro statore, che vende il prodotto di soci ai commercianti. I commercianti possono essere ristoratori, piccoli ambulanti e grossisti. I ristoratori, quelli qui del paese e anche dei dintorni, acquistano più prodotto per la ristorazione. Gli ambulanti lo portano in giro per il Friuli e i grossisti lo comprano per andare nei mercati generali di Roma, Venezia, Chioggia, Milano, Torino, Genova. Negli ultimi anni abbiamo subito anche noi la crisi, sì economica, ma diciamo a mancata cattura, a minor pescato. Ecco. La cooperativa non si è inventata niente, ma ha cercato di diversificare investendo in acquacoltura. La cooperativa attualmente ha quasi 670 ettari di lagune in concessione, dove noi andiamo a fare la produzione di vongole veraci. Cos'è la produzione di vongole veraci? Noi acquistiamo il seme che è piccolino, che va dai 5-6 mm al centimetro, lo seminiamo in laguna, in zone protette, e dopo 2 anni e mezzo andiamo a raccogliere a taglia commerciale, che sarebbe attorno ai 2 cm, 2 cm e mezzo. Nel futuro della cooperativa, oltre a questa iniziativa, ce n'è un'altra. Noi abbiamo un immobile che sarebbe stata ex fabbrica del ghiaccio, dove noi abbiamo intenzione di fare una vendita al dettaglio, quindi la nostra produzione mette a disposizione di tutti, quindi andremo a fare una specie di pescheria, più anche qualcosa di pronto, se qualcuno viene che vuole, una frittura di anguelle, noi gliela facciamo, questo è quello che noi vorremmo fare a breve. Nelle attività che svolge anche la cooperativa, oltre a vendere il prodotto, il pescato dei soci, c'è tutta la parte burocratica anche, segue il socio nelle pratiche, sulle licenze, su tutto quello che c'è poi, sulla fatturazione, la contabilità, sulle paghe, su tutto questo anche. Attualmente c'è poco ricambio di personale, di pescatori, perché prima di tutto fare pescatore è un lavoro faticoso. Io per esempio mi sono alzato ieri sera alle 10:30, adesso sono quasi le 3, devo ancora andare a casa e non ho finito, e quindi stasera mi devo rialzare alle 10:30, questo per 5 giorni a settimana, quindi i giovani non è che hanno tanta voglia e quindi non c'è ricambio. Anche questo mestiere non dico che andrà scomparendo, ma ci sarà sempre meno pescatori. Community FVG finisce qui e vi dà appuntamento a settimana prossima con ancora tante nuove storie da raccontare.